Buonasera, voglio, è sempre Forza Napoli perché tutto il resto è munnezza e si chiama come al solito. Grande Napoli, grande, anche se onestamente a me la partita non mi è piaciuta, però la partita la dovevano fare loro. Con, come ci dice, con poche sfortune e tanta gol mangiata, perché i Higuain niente di meno non si poteva proprio guardare con chi lo gol aveva sbagliato, voglio. Niente, si è scartato pure il portiere, che lo pallonetta fuori, non si può guardare. Callecon, a Maronna e Pompepi fa una grazia, può fa segnare perché non segna più. Callecon, ormai è, che faccia dice, è proprio negato per gol. Non lo so che sta passando, ma sta senza pensiero, Callecon, è finito segnato però. Grande Napoli, siamo ai quarti come noi di Europa League e come i rubendini si chielota, perché i rubendini dovete sapere che sono preservativi bucato, sono profilattiche schiettate. Infatti, un rubendino è nato, hanno profilattiche schiettate. Fa pure rimo. O rubendino hanno profilattiche schiettate. È nato. Che poi, dopo ne parlammo di rubendino, volevo entrare di nuovo nell'argomento della nostra partita. Rigore su Maggio è un'espulsione per un cazzotto dato in faccia, perché là era espulsione. La prova TV ha visto chiaramente che gli ha dato il cazzotto in faccia e vabbè, non fa niente. Alla fine, come vi ho detto, la partita la dovevano fare loro, aiuto. Un po' come mi è piaciuta la partita, ma ha fatto più a dormo per l'occasione pure che la grande attraverso pure di Mertens. Vabbè, importante, aiuto, è un risultato 0-0 e siamo dritti ai quarti di Europa League. Grande Napoli, grande Napoli, come si chiama? La Fiorentina sta tenendo il 3 papà a Roma, è finito il primo tempo e ancora non finisce qua, perciò bye bye Romanacci, Catenacci e Sicchiaman. Grande Montella, grande, oggi è una goduria proprio immensa, ma immensa, perché sta Roma in merda si chiloto, se ne va a casa, se ne va. E Garcia dice che voleva vincere la Champions League e se ne è uscito. Voleva vincere l'Europa League e se ne è uscito, perché se ne è 3-0 a Roma giù e se ne è uscito. Ma il campionato non lo vince, 0 titoli. 0 titoli, strunz, 0 titoli, strunz, e questo 30 anni, 0 titoli. Poi ritornando un'altra volta alla Rubenz Sicchierotta, Rubendino, cara Sicchierotta, all'Utamma e Vichingone che sì, ti voglio ricordare che io da sportivo dico che questo passaggio dai quarti fino ad ora noi non abbiamo acchiappato nemmeno noi una squadra all'altezza forte per misurarci. Fino a mo' su squadrette che effettivamente erano abbordabili, però è questo per quanto riguarda noi. Però voglio far capire una cosa, ieri niente di meno avete festeggiato, ma che cosa? Avete vinto la Champions League, vedi? O prossimo tu è forte. Voi fino a mo' come noi, e io l'ho detto perché sono uno sportivo e sono sincero, fino a mo' voi non avete preso una squadra degna di dire abbiamo vinto con una grande squadra. Quel momento in cui capite, vincito con una grande squadra tipo Bayern oppure PSG o Barcellona, allora tanto di cappello, di grande partita, meritate veramente di andare avanti. Ma fino a mo' avete pigliato a scummere fa solo persa, avete pigliato. Fino a mo' avete pigliato a scummere fa solo persa. Il Dinamo Chievo non è nemmeno un quarto, ma un quarto di quello che abbiamo affrontato noi 2 anni fa e che è andato in finale di Champions League. Nemmeno un quarto, è un parente lontano. Perciò, ma che festeggiamo? Ai quarti è normale, qui ci sono 20 anni, a noi erano 27 anni, ma pure a Buci.
Perciò festeggiato è festeggiato, festeggiato. Ma festeggi quando è uscito, mo. Si c'è un tammo mica ancora e si c'è merda che si. Va dritto, usito profilattico schiattato. I rubendini sono nati a profilattico schiattato. Perciò non ha scelto rubendino. Se no, se stavano accorti e non facevano. O rubendino nasceva napolitano, si voleva. Siccome è nata hanno profilattico schiattato, è nato un rubendino. Ma ci ha fatto conto e ha mesciato. E te lo manacci che traccia si che merda, magnate per mo' primo tempo, magnate sti 3 limoni dalla Fiorentina e io godo, e godim, vieni qua papà, godim insieme a papà, sempre e solo forza Napoli, sempre comunque e dovunque, perché tutto riesce. E munnezza sì che merda. Ciao, aiù, un bacio e forza Napoli.